Amici podisti, benvenuti al nostro primo capitolo del video diario di Coppa Friuli. Finalmente è uscito il calendario definitivo della manifestazione, di questa 30ª edizione 2011, che si preannuncia molto interessante. Infatti ci hanno aggiunto una prova, le prove non saranno più 7 ma 8, di questo circuito podistico che ci terrà occupati per tutta la primavera, dal mese di marzo al mese di giugno, sulle strade del Friuli. Dunque le prove saranno 8, quasi tutte comprese tra 8 km e mezzo e 9, quindi prove veloci, eccezione fatta per la tappa di Udine all'interno del circuito The Run, che sarà la prova più lunga, 10 km da percorrersi sul circuito cittadino, sarà anche l'unico percorso interamente su asfalto e pavé. Le altre prove sono percorso misto, cioè su strade sterrate, parte su strade sterrate e parte su asfalto. L'anno scorso è stata molto frequentata, molto conosciuta, siamo stati circa 900 podisti e anche quest'anno si preannuncia molto interessante, la partecipazione sicuramente sarà numerosa. Si inizia il 19 marzo con la prova di Bertiolo, per finire al mese di giugno con la prova di Remanzacco, quindi sarà impegnativa. I percorsi sono quasi tutti pianeggianti, gli unici un po' mossi che ci impegneranno con qualche salita e qualche sterrato un po' più impegnativo sono la prova di Cividale del Friuli e quella di Tricesimo, dove avremo da affrontare qualche insidiosa salita e anche qualche insidiosa discesa, quindi dovremo allenarci bene. Mi raccomando, preparatevi e allenatevi con cura. Io vi do appuntamento al prossimo video in cui presenteremo più in dettaglio la prima prova, cioè la prova di Bertiolo. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Se avete commenti, suggerimenti, critiche e quant'altro volete scrivere, potete postare il tutto sotto questo video. Vi ringrazio e alla prossima.